modo per tenere sto coso tipo così. Ma se lo mettiamo qua secondo te si sente, no? Perché lo giriamo. Qua? Se no guarda, non riesce a stare. Dai, metti l'audio così inizio. Buonasera, benvenuti al Palato Marchio di Via Grande per la seconda giornata di Serie B regionale siciliana Memorial Pierluigi Mollica per la partita tra Rainbow Via Grande e Unime di Messina. Io sono Roberto Quartarone, vi terrò compagnia insieme a Gaetano Gorgone. Ciao Gaetano. Buonasera Robby, buonasera a tutti i colori in ascolto. Nemmeno 24 ore, 23 ore esattamente, torniamo di nuovo in campo per questa partita che ci servirà molto interesse, perché abbiamo di fronte la squadra candidata numero 1 a vincere il campionato, ovvero la Rainbow Via Grande, e una delle squadre più giovani e più promettenti del torneo, che è l'Unime. Sì, un matchup estremamente interessante questo, perché la Rainbow quest'anno ha assemblato un roster ancora più competitivo dell'anno scorso, se possibile. Chiaramente sarà il campo poi a dircelo, ma diciamo che le premesse dicono di una società che ha investito tanto sia dal punto di vista sportivo che non, visto che oggi è anche l'esordio del Palato Marchio in competizioni ufficiali, se non sbaglio. Esattamente. Quindi diciamo che da questo punto di vista gli investimenti della Rainbow sono tutti da vedere. Dall'altro lato invece c'è una società che fa un altro tipo di investimento, ovvero quello giovanile, come Messina, che porta in campo un sacco di under, anche under 16, non solo under 18. Esattamente. Vado a leggervi velocissimamente le formazioni in campo perché già siamo pronti per iniziare. In maglia bianca attaccheranno verso sinistra il numero 44 Ivaniuk, numero 5 Semenchuk, numero 3 Del Bosco, numero 31 Rostosca, numero 13 Katerincic. Dall'altra parte in maglia blu Unime attaccheranno la 13 Borrello, la 14 Fiorentino, 29 Morabito, numero 23 Lecai, numero 7 Minutoli. Gli allenatori sono coach Gebbia per la Rainbow, mentre Unime a coach Cangemi. Gli arbitri sono Marinensi Padanè e Federico Catalano della provincia di Catania, mentre ufficiale di campo Allegra, Catalano, questa volta Agnese, la sorella piccola di Federico Catalano, e Luppino al tavolo. Tutto pronto per iniziare. Ovviamente le solite storie, ovvero i precedenti sono sul 2-0 per la Rainbow Via Grande l'anno scorso. In totale le sfide tra le squadre Rainbow, ovvero Rainbow Catania e Rainbow Via Grande, e le squadre dell'Università di Messina, quindi Custonime e Unime, sono sul 15-6 per le catanesi. Sì, segnalo anche come il quintetto di Rainbow sia per 4 quinti ucraino, che è molto particolare. E su 5 quinti straniero, perché Del Bosco è Argentina. Pronti per iniziare? Salto a 2, la palla in mano Unime, subito le messesi avanti. Abbiamo Morabito, la palla non è agganciata da Minutoli, se non erro, recupero di Ivaniuk già dall'altra parte con Del Bosco che va a appoggiare il canestro. 2 punti di Federica Del Bosco, che dice, hai visto anche la Serie 1 a Campobasso l'anno scorso. Morabito, che oggi funge da play per la formazione messinese, subisce fallo del numero 5, quindi di Semenchuk, di Alexandra Semenchuk. Del Bosco dimostra sin da subito di essere una giocatrice di ben altre categorie, appoggio in contropiede tutt'altro che facile con la mano opposta. Nonché Del Bosco, miglior marcatrice per le sue nell'opening day di Messina, questa grande novità del comitato regionale FIP Sicilia, della giornata unica per la prima giornata della FIP, appunto della Serie B Memorial Mollica. Si chiude l'Unime nell'angolo, passaggio per non vedo i numeri davanti, Minutoli, adesso Fiorentino per la penetrazione ma stoppata da Katerincic, riprende palla Fiorentino, finiscono i 24, niente da fare per Unime. Ivaniuk va di nuovo a segnare, ma ovviamente non l'abbiamo neanche inquadrata perché il gioco era fermo. Sì, qui problemi di comprensione forse anche a livello proprio pratico, forse anche di regole, sì, probabilmente, sì. Nel senso che magari in Ucraina non è necessario fermarsi quando finisce 24 così. Ivaniuk subito in possesso di palla, costruisce davanti a sé a Minutoli, schiacciato terra per Del Bosco, adesso Rostosca, Semenchuk, Ivaniuk, serve Rostosca, si gira, supera Lecai, va a appoggiare il canestro, il tiro è corto, rimbalzo dai mani di Rostosca, alla fine Ivaniuk la prende, c'è probabilmente un tocco di piede. 14 secondi per Rainbow. Sì, da questi primi minuti
già confermabile un'informazione che ci davano i nostri informatori prima nel pre-onda, ovvero che Ivaniuk è davvero un mastino, attira su tutti i palloni e si fa trovare presente. Qui manda anche a bersaglio una bomba per concludere. Grandissima tripla, e qua recupera di Semenchuk, grandissima tripla di Jaroslava Ivaniuk, già nazionale giovanile in Ucraina e ora qua per disputare questa stagione di Serie B Memorial Mollica. Unime cerca di sfuggire a questa pressa tutto campo addirittura con 3 giocatrici sulla linea del pallone. Ancora una volta raddoppio difensivo, non lasciano spazio. Ivaniuk recupera palla media campo, subisce fallo. Già Del Bosco era pronto per andare a tirare. Fallo fischiato da Catalano. C'è un cambio, primo cambio per coach Cangemi. Sono io che non vedo i numeri oppure è proprio così? Diciamo che anche l'impostazione delle maglie della PCR Messina non favorisce questa cosa. Esatto, entra Gregorio e uscita, se non sbaglio, Fiorentino. Perché dicevi, scusa? Anche perché non hanno nessun tipo di numerazione frontale su... Ah no, ce l'hanno in un cuoricino, diciamo non ben visibile. No, infatti, esatto, molto piccolino. Ivaniuk, penetrazione, scarico sull'angolo per Katerincic, adesso Del Bosco, la tripla, va a segno la tripla, grande esultanza di Federica Del Bosco, già 5 punti per lei. Unime deve passare da campo, ma Semenchuk è un muro, passa Katerincic, appoggia adesso ancora per Semenchuk, tripla tentata, non realizzata, rimbalzo di Del Bosco, adesso Ivaniuk ancora dall'angolino, va a segnare, terza tripla per la Rainbow, obbligatorio il time out per coach Cangemi. Una sparatoria i primi 2 minuti di match per la Rainbow. E già 11-0, non ci fermiamo un secondo. Posso parlare? Scusate di sì, io sono assessore al turismo, ma quello sia il vicino nostro, pure il presidente, abbiamo ascoltato il sindaco, ecco perché ci siamo un po' spostati. Se non facciamo danno, se non ci togliamo. No, non c'è problema, sta andando. Penso che di più saranno sulla pagina della rete. No, rispondo. Adesso vero. Anche tu dici queste cose, continua. No, continua. Ti giuro. Da qualche parte. Tipo di quanto? 60-40, qualcosa del genere. Torniamo in diretta. Ok. 11-0 Rainbow per Unime. Riprendiamo in questo primo quarto della seconda giornata di Serie B. Unime in possesso di palla, raddoppiata Gregorio, subisce il fallo di Ivaniuk. Dunque primo fallo per Jaroslava Ivaniuk. C'è cambio, entra il nuovo acquisto, ovvero Fabiana Bosio, piemontese, la più grande del gruppo, classe 99, Gaetano. Molto bello questo. Assolutamente sì. Giovani, promettenti e sicuramente interessanti. Vabbè, Morabito poi si parla, gioco di palleggio, supera Semenchuk, va a Lecai, il tiro è lungo, Bosio recupera palla, si parte subito in contropiede con Del Bosco per Rostowska, va a appoggiare a canestro, altri 2 punti, 13-0, prosegue questa striscia positiva per l'Etne. Unime prova in penetrazione, Morabito che decide che fare, fa passi e la palla torna a Rainbow Via Grande. Passi forse anche costretti, diciamo, dalla difesa. Sì, ma anche passi di foga, nel senso che Morabito sembrava volesse spaccare il mondo. Tantissime idee, alla fine
forse un overbooking nella tua testa. Probabile. Qua Del Bosco per Bosio, adesso Rostowska, spalla a canestro, Katerincic, serve ancora Rostowska, sul gioco di alto basso, Semenchuk, il pallone viene spizzicato ma Rostowska riesce a prenderlo, altri 2 punti per lei. Siamo arrivati a un 15-0, c'è stato un fischio al tavolo con cambio sul canestro segnato e 2 punti da mettere ancora al tabellone. Entra Elisabetta 25, l'ex della gara, perché Elisabetta ha iniziato a fare anche la preparazione con la formazione catanese, ma poi si è trasferita a Messina per ragioni di studio e quindi gioca con l'Unime quest'anno. E lei pure è la più grande delle sue, ma è della classe 2003. Katerincic segna anche lei. L'Ucraina mette a segno altri 2 punti. Borrello, che l'anno scorso ha fatto la play in questa partita. Ci prova da 3, Gregorio, il tiro è corto, rimbalzo dalle mani di Katerincic che innesca Del Bosco, va a appoggiare facilissimo il layup. Già siamo a 7 punti per Federica Del Bosco. Che si continuano a affermare come forse la giocatrice di punta di questa squadra, che però ha dimostrato offensivamente di essere davvero una macchina da guerra in questi primi 3 minuti e mezzo. Pallone che gira molto bene, vengono trovati buoni tiri, poi quando si stringono le maglie in difesa si riesce anche a correre in attacco, è tutto più semplice. Sente sì, qua abbiamo il fallo fissato a Del Bosco, rientra Ivaniuk, va a sedersi Semenchuk. Pronti alla rimessa con Elisabetta 25, rischia un po' l'infrazione di campo, Morabito, ma alla fine riesce a recuperare la palla. 25, sempre Del Bosco, di lei non la molla, le spizzica il pallone, c'è un altro fallo, fischiato ancora Del Bosco, pesante la situazione, secondo fallo di Del Bosco. Contatto veniale forse. Mi sembrava competente la difesa Del Bosco, però chiaramente Catalano era sicuramente molto più vicino di me. Già, quindi in Nigeria ai ripari entra in campo per la prima volta Giorgia Scalia, lei molto molto giovane, era l'under l'anno scorso, una delle under della Rainbow l'anno scorso. Unime butta la palla con Gregorio, alla fine tra le braccia di Cetta Bontempo, la fotografa della Rainbow, ma lei non gioca più, lei è già giocatrice della Roma Nord di Posto ai tempi della Serie C, ora è la fotografa ufficiale della formazione catanese. Scalia per Ivaniuk, chiede il blocco, alla fine fa avvicinare Scalia semplicemente. Si muovono bene le giocatrici ucraine, Rostowska, Ivaniuk, Bosio, brucia la veretina, primi punti per lei in questa stagione per Fabiana Bosio, che anche lei va a segno. Gregorio, penetrazione, adesso Lecai, tiro ancora una volta sbagliato, non si sblocca la Unime che continua a essere sul 21-0, 0 punti. Rostowska, 2 punti ancora per lei, 23-0. Ricorda un po' la partita di ieri anche Gonzaga Stella Basket, il primo quarto 7R finito di 0-14, qualcosa del genere per la Stella. 25 non riesce a completare il terzo tempo, Ivaniuk per Rostowska, altri 2 punti Rainbow. La pivot via Grandese tira da veramente un'altezza irraggiungibile per tutte. Questo fondamentalmente è il suo vantaggio in questo momento. Dicono che sia anche prova da 3, la vedremo probabilmente in partita tentare la tripla. 25 penetrazione, Scalia su di lei, fallo di Scalia. Curiosità, già bonus esaurito per la Rainbow, mentre Unime ha un fallo. Serie di cambi, girando di cambi, entrano Giacobbe e Semenchuk per la Rainbow. Dall'altra parte entrano la numero 25 Arrigo e, se non erro, la numero 5 Mezzapica. Sì, 2 cose da segnalare sulla panchina della Rainbow. Coach Gebbia, fantastico, fino a 15 secondi fa, 2 metri dentro il campo a dare indicazioni alle sue ragazze, mentre vediamo Spampinato fuori per infortunio, che però si tiene impegnata con presumo lo scout. Fa lo scorer, esattamente, qui si sblocca l'Unime finalmente dopo un 25-0 di parziale con 25 dalla lunetta e fa 1 su 2. Ivaniuk
Già dall'altra parte Semenchuk, Ivaniuk, se un po' il posizionamento delle compagne. Semenchuk per Giacobbe, penetra Giacobbe, poi scarica su Bosio che dalla media distanza realizza altri 2 punti, 4 per Fabiana Bosio. Tanta esperienza da fare per le ragazze di Unime quest'anno in questa Serie B. 25, penetrazione, tiro corto, rimbalzo di Giacobbe, anche lei molto giovane, studentessa di ingegneria mi dicono. Prova Semenchuk, il tiro è lungo, rimbalzo dalle mani di Mezzapica se non erro. Morabito, tiro e si sblocca anche dal campo con Lecai, la formazione messinese. Dunque 3 punti per le ragazze in maglia blu. Giacobbe, adesso guarda Scalia, prova la penetrazione ben marcata da Mezzapica, recupera la palla 25 su un passaggio non ben indirizzato da Giorgia Scalia. 25 per Lecai, tiro corto, rimbalzo tra le mani, alla fine è molto brava, se non erro scusate mi sono perso il nome di nuovo, Garigò. Con la penetrazione Unime con Morabito, il tiro non va a segno, Lecai subisce fallo di Ivaniuk che ammette è colpa mia e dunque andrà a tirare. Si prepara intanto Del Bosco a rientrare. Sì, Messina che fatica a costruire delle soluzioni pulite, la difesa della Rainbow sta mettendo tantissima pressione e fa sentire anche le mani addosso alle avversarie, non a caso le Via Gradini sono già in bonus. Dall'altro lato Messina fatica un po' di più a stare dietro alla circolazione di palla aerea Rainbow, gestita molto bene devo dire da Ivaniuk. Coach Gebbia comunque ha qualcosa da dire in questo timeout. Sento qualcosa da dire anche perché ho parlato prima della partita appunto con il coach e mi confermava che oggi ci sono tante cose da provare, bisogna cercare di capire se la squadra appunto riesce a mettere in pratica i dettami del coach e poi essere pronta per partire contro formazioni con obiettivi simili. Noi ci vediamo un secondo, controlliamo un attimino sempre se c'è. Questo è congelato. Però se Robby se non chiudono freddo lo spacchiamo. Se chiudono Rientriamo con 2 tiri per Martina Lecai, l'unica lunga di ruolo per le messinesi. In questo momento, malgrado i 27 punti di Rainbow, nessuna giocatrice in doppia cifra, con Rostowska 8 punti, Del Bosco 7, Ivaniuk 6. Dall'altra parte 2 punti per Lecai. Il balzo di Giacobbe, 0 su 2 per Lecai, già Semenchuk dall'altra parte. Aspetta che Ivaniuk si piazzi, adesso Gloria Giacobbe, prova la penetrazione ancora una volta, si gira, serve Semenchuk, penetra e scarica ancora per Giacobbe, va a segnare primi 2 punti per Gloria, 19 anni, da Catania. Unime che ci prova da lontano con Morabito, non trova il canestro, Ivaniuk, Morabito ci crede, ruba palla Ivaniuk, non è un'impresa facile, Mezzapica poi non riesce a segnare. D'altra parte Giacobbe appoggia un cioccolatino che riceve da parte di Ivaniuk. Ivaniuk è un generale in campo, davvero. Ha gli occhi dappertutto, sbaglia prima, poi la seconda occasione riesce a trovare il target lungo che si era prefissato. E già, generale Ivaniuk, un nuovo soprannome che possiamo darle. Mezzapica penetra, non riesce a trovare il pitturato, dunque deve scaricare sull'esterno. C'è un tiro di Morabito, se non erro, corto, Ivaniuk prende il rimbalzo, serve Semenchuk e dà ancora a Giacobbe. 6 punti di fila per Gloria Giacobbe. Sì, la Rainbow quando corre in campo fa veramente male, sono inarrestabili in contropiedi le Via Grandezze. Assolutamente sì, scusate, qua ho fatto un errore. Mezzapica non trova la compagna, recupera la palla in qualche maniera Bosio nel traffico. Semenchuk già dall'altra parte, serve Giacobbe, ancora un canestro, fotocopia, un rebus per la difesa
di Unime. Sì, stessa sceneggiatura e stesso epilogo per le ultime 4 azioni offensive della Rainbow, davvero. Un rebus, come dicevi tu, per la transizione difensiva di Messina. Non è soddisfatta coach Cangemi, adesso cambierà quasi tutte le giocatrici in campo, 3 cambi, 25, resiste a ben 2 assalti, Luisa Menciuk, altra di Bosio. Alla fine sarà palla trattenuta, dunque salto a 2. Palla contesa, entra Gazzè che esordisce oggi. Gazzè ex passa l'acqua giovanile ed ex anche Katane Basket. Katane che ha giocato contro Aieva Team e ha perso in casa a Motta Sant'Anastasia. Il palla Katane è un altro impianto nuovo, qua Katane tanti impianti nuovi, palla da marchio in primis che è la casa Remmo Via Grande. Giacobbe, consigliamo per Scalia, litiga un po' col pallone, alla fine in qualche maniera recupera Rigò, aspetta il posizionamento delle compagne, non vuole completare il contropiede, serve 25 che si difende da Giacobbe, l'ex compagno di squadra. Gazzè prende il rimbalzo su questo tiro un po' lungo. Ivaniuk per Gazzè, Giacobbe si gira, fa passi, molto lento questo terzo tempo, sacrosanto il fischio. Sì, si è affidata troppo al suo perno, alla fine lo perde, giusta l'infrazione di passi, ineccepibile. Esatto, esce intanto Scalia, rientra Del Bosco, forse coach Gebbia non ha grito quel litigio prima col pallone, praticamente lontani dal canestro. Arrigo adesso porta palla per le ragazze di Messina, penetrazione, va a appoggiare a canestro, brava, un coast to coast molto particolare per Arrigo che prende dimenticata la difesa della Rainbow, va a segnare. Del Bosco, gioco di palleggio, cerca di disfarsi l'avversario grazie al blocco di Giacobbe, va a tiro ma non segna, fallo della difesa. Il Bosco ha un controllo del corpo davvero notevole, qui fa un paio di crossover davvero abbacinanti, poi alla fine non riesce a portare a casa il gioco da 3 punti, ma ci va molto molto vicino. Diciamo che danza col pallone Federico Del Bosco. Doppia treccina. Mi dicono che studia a distanza in Argentina medicina. Vuole il primo Del Bosco, 8 punti per lei. Non vuole il secondo, rimbalzo di Arrigo che fa partire velocemente questa volta l'azione per le messinesi. E brava Gazzè che anticipa la numero 9 Kundari, classe 2008, è entrata per le messinesi. C'è in campo anche la nuotatrice Borrello che è partita nel quintetto e poi è rientrata da poco. Arrigo per Borrello, tiro sembrava molto corto, in realtà poi a fine dalle mani di Kundari ha preso un bel rimbalzo. Arrigo davanti a sé Del Bosco, tiro corto in mezzo alle mani di Ivaniuk che serve Del Bosco, la palla va ancora una volta verso Cetta Bontempo, la cercano molto le ragazze della Rainbow ma non va bene. Finisce qui il primo quarto, ci fermiamo? Vediamo se ci siamo. No, devo mettere... No, tranquillo, non c'è, questo è per la cosa lunga.
Facciamo finta. Guarda il campo, guarda il campo. Facciamo finta. Esatto. Secondo quarto di Rainbow Unimè, vantaggio molto rassicurante per formazione di casa. Abbiamo Elisabetta 25, ciao Elisabetta, che deve fare la rimessa, l'ex della partita, con Alice Gregorio che serve a Rigo, penetrazione sua di Arrigo, la migliore azione nella prima parte della gara per le ospiti, gran coast to coast. Adesso va a prendersi anche il fallo di Giacobbe. Avrà 2 tiri a disposizione per aumentare questo vantaggio. Ci prova a distanza Gregorio, rimbalzo tra le mani di Semenchuk. E grandissima Giacobbe che fa il primo errore dopo 4 tiri fotocopia, però lo fa segnare in questa via Semenchuk sul secondo tiro. Semenchuk al primo canestro della partita. Particolarità che non c'entra nulla, assolutamente nulla. Gregorio mi fa pensare che nella prima squadra di calcio di Catania c'era un Gregorio che era messinese che giocava a Catania. Chissà se è un antenato di Alice Gregorio. Possibile. Esattamente 114 anni fa. Così. Sempre Gregorio in possesso di palla per Arrigo. Gazzè su di lei, l'ultimo acquisto della Rainbow Via Grande. Reazione di Gregorio per Arrigo che va ancora a appoggiare. Brava Arrigo, 4 punti per Ludovica, under 16 la ragazza messinese. Unimè, squadra votata alle giovani. E qua tripla di Federica Del Bosco, 11 punti, prima giocatrice a scorinare la doppia cifra. Sì, abbandonato dalla transizione difensiva di Messina. La Rainbow aveva chiamato pugnolato, però non l'ha giocato perché c'è una situazione più favorevole. Qui Del Bosco sbaglia una facile conclusione, ben imbeccata Semenchuk, ma poco male perché la palla è comunque per le vie grandesi. Molto sentita questa partita, abbiamo qui il sindaco, l'assessore alla cultura, diciamo che Via Grande sta accogliendo bene questa squadra di basket. Sì, assolutamente sì, anche perché diciamo che la Rainbow è una realtà affermata ormai da un po' di anni, diciamo che le ambizioni quest'anno sono importanti. Rostosca sbaglia l'appoggio, rimbalzo tra le mani del giocatrice dell'Unimè che già passano da campo con Fiorentino. Adesso prova il terzo tempo, non riesce ancora Gregorio. Ivaniuk litiga col pallone ma lo recupera. Gran possesso di palla, grande velocità, grande assist per Semenchuk. Il tiro è corto, sarà ancora palla per Rainbow con 15 da giocare. Sì, Semenchuk forse quella più in difficoltà tra le ucraine della Rainbow. Non che stia facendo particolarmente male, diciamo, ma se dovessi scegliere la peggiore per rendimento fino a qui sicuramente lei. Non si può dire lo stesso Del Bosco, che invece non è ucraina, è straniera, ma sta veramente creando scompiglio. Dominando. Qui fallo fischiato a 25. Diciamo un cambio di location per la Rainbow che prende, l'anno scorso era al Palagalermo, quest'anno invece a Via Grande, al Paladomarchio. Doppia cifra anche per Rostosca, 2 punti per lei. Un tiro libero in movimento per Arrigo che va però a lanciarlo a fondo campo. Cambio, rientra Katerincic, da adesso il 5 a Gazzè. Si scambiano le marcatrici. Sì, i quintetti della Rainbow sempre altissimi, perché a parte Ivaniuk chiaramente è il play designato, quindi un po' più piccolina, le altre sono davvero almeno 10-15 cm più alte del loro pari ruolo. Diciamo che è anche una scelta obbligata perché l'anno scorso nella seconda fase, nella fase nazionale, anche diciamo la stazza fisica purtroppo ha pesato a sfavore delle ragazze dell'anno scorso allenate da Gianni Cananzaro, dal coach Cananzaro che salutiamo, e chiaramente quest'anno si è corsi ai ripari da questo punto di vista, è stata profondamente cambiata. Altro fallo di Arrigo su Rostosca,
che manda un'occhiata da Arigò terribile. Quelle occhiate del tipo cosa hai combinato. Sì, Arigò esce fortissimo, poi la tampona in pieno. Scontro pericoloso. Esattamente. Ivaniuk non prende il blocco di Rostowska, però c'è stato un pick and roll. Guardate qua Katerincic dai 6,75 va a segnare tripla di Diana Katerincic, l'unica che finora ha parlato ai nostri microfoni, dobbiamo dire. Ancora forse a fine gara sentiremo qualcuna delle ragazze in maglia bianco-rossa-azzurra, le maglie firmate da Bob Liuzzo. Molto bello. Borrello, qua Ivaniuk, gran recuperata di Jaroslava che schiaccia terra, perde il Bosco, tiro corto, rimbalzo, secondo errore, terzo tentativo, subisce fallo. Il Bosco mette un po' le mani alla treccia più che ai capelli. Ringrazio Ivaniuk, ma poteva fare meglio in questo caso. Sì, perché Ivaniuk assalta la prima linea offensiva di Messina, fa un blitz e porta a casa il pallone, poi lo lascia lì per Del Bosco che non chiude al primo tentativo del contropiede, neanche al secondo, al terzo porta a casa 2 liberi. Esatto, anche questo qua era un Ferrero Rocher consegnato in mano a Federica Del Bosco. Un punto, primo dalla lunetta per l'Argentina ex Campobasso. 13 a referto per Federica Del Bosco. Passa nel campo Arigò, se non erro. Sì. Minuto lì, lotta con Ivaniuk per il pallone. Linea laterale calpestata da Minuto e dunque si andrà adesso a rimettere la palla lateralmente. Sempre con Federica Del Bosco per Ivaniuk. Supera alla grande la sua marcatrice, serve Rostowska in allontanamento, sbaglia l'appoggio a tabellone e adesso Unime in possesso di palla dall'altra parte del campo. Morabito perde palla, ma in realtà subito fallo, quest'altro è fissato credo a Rostowska. Cambio, rientra Bosio ed esce Semenchuk. Gebbi applaude, ma forse questo cambio anche un po' sottolinea quello che dicevi tu prima, che rispetto alle altre giocatrici ha un rendimento un po' minore in questo momento. Sì, beh, ci può stare, chiaramente siamo agli inizi della stagione. 5 secondi. Certi equilibri vanno ancora a determinarsi, devo dire. Fino a questo momento la Rainbow ha ricevuto veramente un po' da tutte, un contributo importante. Esattamente. Del Bosco passa nel campo, serve Bosio che guarda Katerincic. Katerincic appoggia al tabellone, ma è una tabellata in realtà. Già passa nel campo con Borrello, l'Unimè guarda sull'angolo, c'è Arigò, se momenti delle compagne, Morabito, adesso ancora Borrello, Rostowska, che mismatch. Morabito mette in frazione i passi, dunque adesso palla per la Rainbow. Peccato perché l'idea era giusta, ma può capitare. Sì, la Messina non riesce mai a sfruttare la transizione offensiva, ritorna sempre bene la Rainbow e costringe le ospiti a giocare costantemente a difesa schierata. Katerincic, penetrazione, scarico per Rostowska da 3, vediamo se è lungo questa volta il tiro. Rimbalzo alle mani di Unimè, viene servita Arigò, penetrazione, 2 su di lei, lancia la palla, sembra più un passaggio per la compagna, non aggancia Borrello, aggancia invece Katerincic che dà a Del Bosco. Terzo tempo da manuale, altri 2 punti per lei, siamo a 15 per l'Argentina. Che non sbaglia stavolta. Non sbaglia più Federica Del Bosco. Arigò, minuto lì. Arigò aspetta il momento delle compagne, Ivaniuk su di lei, la fa però girare, Arigò va poi a appoggiare al canestro. Non entra il pallone, ma siamo molto sfortunati in questo caso. I due ferri hanno... che passaggio! Che passaggio! Assist col contagiri di Ivaniuk per Rostowska che va a segnare. Time out obbligatorio per Cangemi. Vuoi dire qualcosa su questo passaggio poi? Ma lei mi ricorda troppo Nicole Romero. Troppo. Dillo. Troppo per come gioca, te lo giuro.
me lo ricorda troppissimo. È buona. La generale Ivaniuk oppure Gaetano? Pure Nicol Romeo perché nel suo modo di giocare mi ricorda un sacco la play di Ragusa, una giocatrice molto piccola ma scaltra, rapidissima, veramente una furia su entrambi i lati del campo, riesce a impattare sia offensivamente che difensivamente, poi quando mette la palla a terra e spinge il palleggio è davvero imprendibile. Una dei miei giocatrici preferite davvero in assoluto, anche nazionale italiana lei. Tanto abbiamo visto qua 2 errori al tiro, uno da un lato uno dall'altro. Adesso Katerincic va a segnare, non sbaglia l'assist di Semenchuk. Ivaniuk che tra l'altro si è andato a accomodare i panchieri, adesso la Rainbow mette in campo un quintetto infinito a livello di centimetri, veramente altissimo. Guardate qua Katerincic, sbaglia ma Del Bosco è lì come un'arpia, va a recuperare palla e la deposita dentro al nido, al canestro. Brava lei. Qui c'è l'altra giovanissima, Nicole Monte, è entrata per le messinesi, Morabito, Monte, penetrazione, supera Bosio, va tirare una tabellata, Bosio innesca ancora una volta Del Bosco, va a tirare, end one possibile per Del Bosco che segna e andrà anche a lunetta. Sì, la Rainbow offensivamente è facile, cercare sempre il contropiede primario quando è possibile, la rimbalzista o chi prende l'apertura guarda sempre avanti e c'è sempre una o più giocatrici delle Viagrandesi che si proiettano offensivamente sotto canestro, molto spesso sono riuscite a chiudere questa situazione, poche volte a dire la verità sono arrivate a giocare ai propri schemi a difesa schierata. Quando è passata coach Silvia Gambino, tornata da Malta per allenare il Catane Basket. Unime in attacco con Morabito, penetrazione, scarico per, se non erro, un minuto lì. Prende palla Lecai, consegnato per Monte che si arrabbia con se stessa, la palla le finisce sul ginocchio e va a finire a fondo campo, a laterale. Katerincic pronta per la rimessa per Semenchuk. Adesso sempre Katerincic. Giacobbe rientra in campo, fa riposare Rostos e qua Mezzapica aveva avuto il pallone ma poi ha messo il piede sul blu del laterale, dunque Federico Catalano fischia questa rimessa per la Rainbow. Sì, apprezzabile la verve delle giocatrici messinesi, sempre molto attive sulle linee di passaggio, scaltre con le mani, a cercare l'anticipo forte che è comunque un tipo di difesa molto ambizioso. Devono farlo per forza le ragazze in maglia blu, altrimenti il passivo diventerà ancora più pesante. Semenchuk, penetrazione, non riesce ancora una volta a segnare ma Giacobbe prende il rimbalzo, rifila anche una gomitata a minuto lì Del Bosco, ancora Giacobbe che prende palla, oggi è on fire, doppia cifra per Gloria Giacobbe che prende posizione con grande cattiveria agonistica e va anche a segnare con la penetrazione di Minutoli, si ferma schiacciato terra per Lecai da una certa distanza, rimbalzo di Bosio sul tiro lungo. Semenchuk, Del Bosco, siete in proprio, va a tirare da 3, va a segnare con una naturalezza incredibile. 23 punti per Federica Del Bosco. Abbandonata, si guarda intorno, sceglie la soluzione che più ha funzionato sinora, ovvero il suo tiro da 3 punti. Ci ha pensato
qualche attimo di troppo. Poi effettivamente lo spazio lasciato era effettivamente quasi irrispettoso nei suoi confronti. Sì, non puoi battezzare una giudice del genere, proprio è ABC del basket in questi casi. Giorgia Scalia e Ivaniuk rientrano, ne danno spazio proprio sia Del Bosco che Kaderincic. Tiro libero a segno per Monte. 2-2 per Nicole Monte, numero 45 del Unimè. Adesso si avvicina la doppia cifra per le messinesi. Ivaniuk, gran palleggio sotto le gambe, poi Kaderincic, spalle a canestro, gioca da 4, Bosio, spalle a canestro, Semenchuk, adesso Giacobbe, prova penetrazione, va ancora una volta a appoggiare, 12 punti per Gloria Giacobbe, senza tema di smentita, qua siamo al career high da senior per Gloria Giacobbe. Sì, super prestazione per lei sinora. Qual è qua Ivaniuk che tocca la palla, che va a finire per la terza volta nelle mani di Cetta Bontempo, la super fotografa, che alla fine sta bene, ci dà un ok, quindi non le ha fatto male. Ivaniuk è stata bravissima perché ha fatto finire la palla sul Mezzapica e dunque rimessa per le catanesi, per le vigrandesi. Scalia, Giacobbe, penetrazione di Giacobbe, si gira ancora una volta, appoggia a canestro, questa volta errore, secondo errore per lei. Al tiro Morabito scusate, scarica per la tripla di Minutoli, Laura Minutoli, prima tripla della giornata per l'Unimè. Sì, è riuscita finalmente Messina a trovare qualcosa in contropiede, trova 3 punti in transizione molto importanti. Quanto poi la specialità della casa per Ivaniuk, che sono questi passaggi no look bellissimi, in questo caso subisce fallo, se non erro Bosio, che andrà adesso a tirare 2 liberi, visto che il bonus è esaurito per le messinesi. Si torna ad alzarsi dalla panchina coach Gebbia, perché effettivamente la Rainbow nell'ultimo paio di azioni forse ha peccato un po' di superbia. Diciamo che in partite del genere non puoi permetterti assolutamente di sbagliare, proprio perché sono le partite che servono a provare sia le giudici giocheranno meno proprio nel campionato, ma anche degli schemi, delle novità, e affinare l'intesa tra i giudici. Fiorentino per Minutoli, la palla alla fine contro il muro, dunque rimessa per la Rainbow Via Grande. Rainbow Via Grande che prende la tradizione della vecchia Rainbow, della vecchissima polisportiva, parliamo di 53 anni di tradizione, dal 69. Giacobbe, passi Gloria Giacobbe, si stupisce ma credo abbastanza evidente la chiamata, è giusta. Sì, si dimentica di mettere il pallone per terra in partenza, passi sulla partenza abbastanza evidenti, proprio sotto i nostri occhi. Esatto, Gazzè rientra, le fa spazio Semenchuk. Allora, abbiamo Mezzapica per Monte, adesso Morabito prova a superare la Scalia, non ci riesce, deve servire sull'esterno Fiorentino, alla fine la palla tra le mani delle Via Grandesi con Ivaniuk, penetrazione, scarico su Bosio, adesso Gazzè supera Mezzapica, Gazzè appoggia a tabellone, 2 punti per la giocatrice ex Catane, primi 2 punti per lei in carriera con la Rainbow. Fiorentino, no, scusate, Morabito, chiedo perdono, Morabito, il tiro ancora una volta sbagliato, Ivaniuk recupera il pallone, Ivaniuk che serve, vorrebbe servire Scalia ma non se l'aspettava, Scalia non se l'aspettava secondo me, presa quasi in controtempo dalla scelta di Ivaniuk. Assolutamente sì, perché era indirizzata bene la palla comunque. Unimè con Morabito per Mezzapica, prova a superare Scalia ma difende molto bene Giorgia, palla alla fine a Monte, tira da lontanissimo, il tiro è lungo, rimbalzo dalle mani di Giacobbe e poi di Ivaniuk che salva la palla dalla rimessa dal fondo, passa ancora la metà campo la Rainbow ma Morabito commette fallo, spinge contro il tavolo a cui siedono Allegra, Luppino e Agnese Catalano con il dirigente Pippo Parisi. Secondo fallo per
Morabito. E liberi per la Rainbow in virtù del bonus. Esatto. Jaroslava Ivaniuk, 6 punti per lei, 2 triple. Su 2 continua con queste percentuali molto alte la play ucraina. Mezzapica con la penetrazione Morabito che si porta un pallone nel spasso, ma in realtà è fallo, ha subito il fallo di Gloria Jacob. Si è risentito il bonus, no, dalla prossima è il bonus, era il terzo fallo, sì. Questo è il quarto, dice Dario Luppino. E se lo dice Del Luppino, ci fidiamo. Money in the bank. Pronto per la clip che gli verrà recapitata. Coach Cangemi, diciamo, non è il quarto, però effettivamente è stato più veloce del previsto. Credo, sì, Agnese Catalano ha segnato al tabellone. Ivaniuk riesce a tenere il pallone per mezzo secondo che poteva finire fuori. Credo Mezzapica stia facendo la rimessa e a terra Ivaniuk si è fatta malissimo, ha urlato, canestro segnato da Morabito, ma Ivaniuk è a terra e ha urlato. Spero non sia nulla di grave per la giocatrice etnea, si tiene la caviglia. Qui ci sarà materiale per purtroppo per gli highlights per capire cosa è successo ai Mani e come si è caduta. Bruttissima scena a chiusura di primo tempo. Giovanni Giustino è il medico sociale della Rainbow, sta andando dalla play, ma onestamente è una gravissima perdita a prescindere, perché Ivaniuk finora fantastica. La mia paura è che possa essere il tallone d'Achille e non la caviglia, e lì sarebbe un problema. Senti, sì, noi ci fermiamo, vi risparmiamo questa situazione, ci vediamo fra poco. Brutto. Perché non mi ha visto da solo. Oh, Maurizio, va bene, anche questo qua. Ma questo dice. Non c'è confronto. Ma però poi sono emozionato,
entriamo e dico un paio di parole. Parlato Marchio, rientriamo in diretta per darvi qualche notizia su Jaroslava Ivaniuk, che adesso è seduta in panchina con un bendaggio e un bel po' di ghiaccio perché probabilmente è uscita per una distorsione alla caviglia. A un certo punto pensavo che fosse detto qualcosa al tendine d'Achille possibilmente, ma no. Ci hanno detto che probabilmente è una distorsione molto forte, aveva il piede rosso, diciamo, proprio in maniera termini tecnici medici direi. Sì, vabbè, la classica scavigliata, nel senso poi bisognerà comprendere l'entità, non penso che la rivedremo sicuramente oggi. Oggi non di certo, anche perché non è la partita in cui è necessario forzare una giocatrice come lei che deve preservarsi per le prossime gare, per esempio giocherà la Rainbow contro San Matteo e dunque è importante stare attenti. Vabbè, anche perché la vediamo con vistoso ghiaccio. Quindi. Esatto. Vi leggo i tabellini al momento parziali di questo prima metà gara. Semenchuk 2, Katerincik 7, 12 Giacobbe, 5 per Bosio, 12 Rostowska, 23 per Del Bosco, 8 Ivaniuk, 2 Gazzè. D'altra parte 4 Rigo, 2 Lecai, 3 Minutoli, 2 Morabito, 1 25 e 2 Monte. Del Bosco che all'intervallo si è indicato il numero di maglia e ha detto ne faccio 33. Questi sono i propositi gloriosi, glorious purpose. Siamo pronti, si avvicina l'arbitro Maienzi per la rimessa inizio terzo quarto. Visto tanta gente oggi al palazzetto perché è praticamente pieno. Fantastico anche la massiccia presenza di bambini nella scuola basket qui di Via Grande, molto bello questo, anche li abbiamo visti impegnati all'intervallo, stupendo. Stupendo anche perché dobbiamo dire una cosa bellissima, ovvero che l'Under 13 della Rainbow Via Grande parteciperà alla Junior NBA FIP Under 13 Championship, che sarebbe il nuovo campionato NBA FIP praticamente per gli Under 13. Cioè, verranno accoppiati a una società NBA, a una franchigia dell'NBA e giocano con le maglie ufficiali, una cosa fighissima. Bellissimo progetto. Le leghe nazionali, sarà qualcosa ancora in divenire in realtà. Terzo quarto con Katerincik, corto il tiro, rimbalzo di Minutoli. Unime che prova adesso a cambiare un po' l'inerzia della gara. Arrigo, Minutoli, Rostowska davanti a lei, ancora Arrigo, c'è Semenchuk, presa uomo veramente stretta, stoppata di Bosio, alla fine la palla finisce a 25 che va a tirare tutta sola, tiro è corto, Bosio prende rimbalzo, abbracciata da 25, fallo. Ti dico, sbuca dal nulla a prendere questo pallone e poi non riesce a concretizzare il suo sforzo. Rimessa dal fondo Rainbow. Sempre povera Ivaniuk messa in panchina là con il ghiaccio. Del Bosco, Rostowska, libero il momento di Bosio, anzi più vicino, sbaglia, ancora Rostowska, rimbalzo per Katerincik. Rostowska prova a girarsi ma fa buona guardia Fiorentino che la obbliga all'errore. Palla contesa tra Fiorentino e Rostowska, la freccia indica Unime, seconda contesa e seconda volta che la palla va a finire alle messinesi. Sì, fortunate nella fantasiosa regola del possesso alternato. Forse agli anni 90, quando ancora si faceva il salto 2 ogni palla contesa. È tornato Eurolega. in Eurolega è tornato. Esatto, not bad. Seino in panchina, l'assistant coach di Ninni Gebbia, diceva palla nostra. Non ho capito bene, stanno parlando fra di loro gli arbitri per decidere a chi dare la palla. Left or right?
white or blue? Alla fine dice rainbow. No, ok, come non detto. Alla fine la decisione finale è Unime. Scherzano anche al tavolo su questa decisione, ma chiaramente l'importante è poi decidere. Minutoli passa la palla a 25 che se la porta direttamente a fondo campo, ma perché è stata sporcata da Del Bosco. 25 per Fiorentino, deve tirare, finisce 24, ci prova Arigò, il tiro è non solo sporcato ma alla fine dei 24 secondi. Sì, non è la prima volta che la Rainbow forza gli avversari a esaurire tutto il tempo a loro disposizione, porta a casa un'altra palla recuperata e prova a proiettarsi in attacco. Rostowska, Semenchuk, ancora Rostowska, subisce il fallo di 25, andrà a tirare. Si è preso anche un bel colpo, la lunga della Rainbow. Esatto, si tiene forse il naso, sì il naso, esattamente. Rostowska come anche Katerincic e come anche Ivaniuk, giocatrici che hanno visto la maglia della martoriata ucraina delle giovanili. Sì, stanno vivendo anche loro una sorta di esodo sportivo. Esatto. C'è anche un paio di ucraine che giocano a Rescifina, con Rescifina Messina se non erro. Rostowska fa 1 su 2, 13 punti per lei. Si va avanti così per questa inerzia totalmente nelle mani delle giocatrici di Via Grande. Minutoli per Fiorentino, adesso Arigò, penetrazione di Arigò che dà palla praticamente a Del Bosco che la prende, bravissima a 2 mani, col piede tocca Minutoli, se ne accorge Patanè, palla per Rainbow. Sì, Del Bosco anche difensivamente ci mette del suo, qui allunga i tentacoli, prima con uno stunt e poi mettendo le mani sul pallone. Esatto. Semenchuk, fa la play Semenchuk, adesso per a corto di play coach Jeb si deve inventare qualcosa di nuovo. Rostowska, Bosio, ancora Rostowska che subisce, non so se chiamarla una stoppata, comunque un tocco sul pallone. Un contrasto, sì. Del Bosco rimessa da fondo campo, ancora Rostowska, tira, si inerpica il pallone sul ferro e alla fine va dentro. 15 punti per Vicky Rostowska. Arigò sul perimetro, davanti a lei a Bosio. Si palleggia sul piede Arigò, alla fine prende palla sempre Rostowska che serve Katerincic. Adesso Del Bosco guarda Rostowska, spalle canestro in post basso, serve sull'angolo, Bosio va a bruciare la retina, Fabiana Bosio, 7 punti per lei. Sì, Bosio silenziosa però composta, si è fatto trovare pronta quando è stata chiamata in causa offensivamente dalla Rainbow. Morabito qua riesce in qualche maniera a prendere il pallone, Arigò prova da lontanissimo, Arigò scheggia il ferro, la palla va fino a fondo campo, rimessa Rainbow. Ancora un cambio per coach Cangeni, scusate. Rientra Anna Rosa Kundari, classe 2008, ricordiamo giocatrici giovanissime in maglia messinese. Del Bosco aspetta Semenchuk, spalle canestro Rostowska, nel pitturato si gira, va ancora una volta a appoggiare il canestro, sembra un po' quella serie di azioni di prima di Giacobbe. Sì, qui vabbè è chiaro, con l'assenza del pivot titolare di Messina, la Rainbow ha un mismatch infinito costante sotto canestro. L'ha sfruttato Giacobbe e lo sfrutta adesso Rostowska, la storia è sempre quella. Adesso Del Bosco, grande terzo tempo con la mano giusta, 25 punti per la razza argentina. C'è un time out che ha dato coach Cangeni. Altra cosa da dire su questo è la pivot che manca di Unime è Serena Delise, ovvero nazionale under 15, direi una giocatrice di grandissimo avvenire, nonché parte di una famiglia che ha un trascorso nel basket incredibile. Ciro Delise, Lollo Delise che ricordiamo con affetto, che è scomparso purtroppo pochi anni fa. Non ci fermiamo un secondo. Anche per vedere le partite che sono in seguito, capisci? C'è anche i più grandi di calcio 5.
Bisogna deve partire in casa. Sì, quella in casa, mentre aspetta la 29. Grazie. Riprendiamo con la diretta, scusate. Con Unime, il mazzo di Giacobbe, riesce a prendere palla. Da Semenchuk del Bosco per Katerincic, bellissima azione che non viene finalizzata da Bosio, ma si trovano molto bene le giocatrici fra di loro. Fatta malissimo anche Giacobbe, oggi partita di infortuni al ginocchio, si tiene il ginocchio, si è fatta molto male Gloria. Viene soccorsa dalle compagne, però forse si mette in piedi. Cioè, ok, non si è fatta molto male, quindi solo un po'. Messa a fondo campo per le messiesi con Fiorentino, Morabito. Unime è nata dall'accordo con PCR Messina, infatti le maglie sono totalmente sponsorizzate, brandizzate diciamo dalla PCR, società storica di Messina, ha fatto anche la Serie A tanti anni. Quindi ci prova Mezzapita. Borrello. Va bene, Borrello, l'ho detto tutte quante, scusate. Semenchuk per Katerincic, ci prova da distanza siderale, 3 punti per lei. Katerincic specialista da 3, va anche lei in doppia cifra. Sì, e poi da un segno di assenso alla compagna con il classico pollicione per la tripla bersaglio. Tipo grazie, spassiva probabilmente. Kunderi, adesso Fiorentino, ancora Kunderi sull'angolo, 96 a Semenchuk. Morabito prova la tripla, il tentativo è corto, in mezzo dalle mani di Fiorentino che fa arrivare la palla alle Lecai dalla distanza più o meno media, va a segnare 4 punti per Martina Lecai. Sì, 4 punti arrivati esattamente allo stesso modo, ha segnato un jumper pressoché identico nel primo tempo. E già, Del Bosco sul perimetro, serve Giacobbe nel pitturato, si gira, passi, sposta il piede d'appoggio per questa tirata, non te la fare. Sì, ha ancora qualche fastidio al ginocchio Giacobbe che... Già. Però non esce, infatti il cambio che ha chiamato coach Gebbia è Scalia per Del Bosco. Gebbia, ricordiamolo, allenatore di una esperienza infinita, esagerata, allenato in Serie B eccellenza maschile, allenato da assistente anche se non erro in Serie 2 a Ragusa, è un'istituzione, nato a Catania, ma è ragusano. E nella femminile lo ricordiamo come assistente di coach Gianni Recupito, che salutiamo, alla Passa d'Acqua Ragusa in Serie A. Fiorentino per Lecai, salta il tiro è non ben indirizzato. Semenchuk, ancora una giocatrice a terra che salta da Scalia. Semenchuk per Katerincic, Semenchuk prova il lay-up e va a segno, brava Semenchuk che taglia tutta l'area messinese. Si è infortunato credo Kunderi se non erro, sì. Entra coach Cangeni quindi dovrà sostituirla, ma Kunderi esce, qualche fastidio forse alla gamba. Sì, piede sinistro, si tocca dietro. Ok, rientra se non erro Gregorio. No, scusate, è entrata Claudia Costantino, classe 2008. Classe 2008 significa che questa ragazza ha 14 anni compiti quest'anno e gioca assurdo. Assurdo, sì. In positivo, se già sì. dice che può andare in Serie B a giocare a 14 anni, bene così. In realtà mi raccontavano che una volta non c'era questo limite basso dell'età, cioè se uno era pronto poteva giocare anche a 13 anni volendo, ma oggi desta più che un wow. Katerincic, Semenchuk chiama schema, ancora Katerincic, aspetta l'azione di Scalia e prende palla in post basso, il tiro è corto, rimbalzo dalle mani delle messinesi. Unime pronta per andare dall'altra parte,
fa Borrello, tiro in lungo, rimbalzo di Scalia per Semenchuk, non aggancia Bosio e dunque la palla deve essere recuperata da Katerincic, serve Giacobbe, 2 giocatrici su di lei, scusate. Scalia, rimbalzo ancora di Bosio per Katerincic, tiro un po' storto effettivamente, rimbalzo di Lecai, ritmi molto più bassi in questo momento. Borrello, Lecai, ancora per Costantino, 2008. Scalia le tocca 2 volte il pallone, alla fine va a finire sotto le gambe di Fiorentino, poi il tiro da 3 non va a segno delle messinesi, dunque ancora via grande in possesso di palla, la palla però va a finire nel fondo campo. Momento un po' tra confusione, si sente l'assenza di Ivano comunque. Sì, metteva ordine, gestiva i possessi, in realtà si sente proprio l'assenza di un playmaker puro all'interno del quintetto della Remo, in generale. Senti, sì, il box diciamo degli infortunati in questo momento comprende Francesca Amico e Giulia Spampinato e da ora anche Jaroslava Ivaniuk. Tiro velleitario a dir poco delle messinesi. Adesso Monte per Costantino, ancora Scalia su di lei, la palla viene cotta in qualche maniera da Morabito, il tiro alla Scalia 24, rimbalzo dai mani di Giacobbe, Semenchuk sfiora il pallone, spizzica il pallone nel minuto lì, sarà rimessa con 18 secondi per le Via Grandesi. Gran lavoro oggi ai 24 per Fabiola Allegra. Semenchuk, Del Bosco che guarda Scalia, bella azione che però Scalia non riesce a concretizzare, anzi commette pure fallo, si arrabbia con se stessa per l'errore e poi anche per il fallo. Se ci fosse la valutazione sarebbero almeno 2 punti. Vero, c'è, non la possiamo fare noi nelle nostre menti. sì, nel nostro cuore. Ci prova ancora Unime, quota 16 punti nei messinesi. Morabito, Costantino, Scalia non la fa muovere, Lecai spallate con Giacobbe, tiro è buono, Martina Lecai, 6 punti per lei, scusate già dall'altra parte con Scalia che trova questa volta il fallo, trova le mani della difesa messinese, dunque andrà a tirare 2 liberi per lei. Non è d'accordo col fischio coach Cangemi che nel frattempo prova a muovere un po' le carte del suo quintetto con 25 che torna sul parquet e Costantino che torna a sedersi. Sì, rientrano 25, rientra anche Mezzapica, mentre Katerincic ha dato il cambio a Semenchuk. Ora penso che porterà a palla Giorgia Scalia o Federica Del Bosco. Sì, da vedere questo, nel frattempo fitto colloquio tra coach Gebbia e Semenchuk in panchina. Sì. Ha bisogno di indicazioni coach Gebbia. Minutoli prova a districarsi tra 2 avversarie, la numero 5 sempre Mezzapica, alla fine la palla finisce tra le mani di Katerincic, dall'altra parte Giacobbe, penetrazione per Giacobbe, non riesce l'appoggio a canestro e dunque Messina può ripartire con 25 sulla linea di fondo campo, la palla va fuori, sarà rimessa per la Rainbow, sicuramente in maniera veemente 25 con Patanè. Scalia, Katerincic, è lei che porta palla in questo momento, chiama schema Del Bosco, deve un po' decidere che fare, serve spalacanestro Giacobbe che si gira, una danza che non va a finire però sul fondo della retina e dunque Minutoli passa da campo, serve adesso Mezzapica per 25, penetrazione, non serve Lecai che era tutta sola ma si va a prendere il fallo di Jana Katerincic. Sì, questo fischio premia la caparbietà di 25 che fino in fondo porta a casa il contatto. E già 8-5-1-6 il punteggio, 85-16.
Ancora 11 minuti circa da giocare in questa gara. Un tiro si gioca, primo prendendo a segno per l'Unimè, corto anche il secondo, rimbalzo alle mani di Gazzè, antisportivo di 25. Antisportivo di 25, dunque 2 tiri e possesso per le messiesi, per le catanesi. Sì, stavo seguendo il dibattito. 25 reclama fallo semplice, non dello stesso parere. La duo arbitrale. Mani Nenzi Patanè. Primo non assegno per Giorgia Gazzè. Quando sento questo cognome penso sempre a Vento d'Estate di Max Gazzè. È grande. Scollina quota 70 punti di vantaggio alla Rainbow. Già. Qua risultano 18. Ok, allora me ne sono persi 2. Ok. Poi vedremo a fine partita esattamente qual è il punteggio. Rostosca per Scalia. Scalia scarica per Del Bosco. Prova da 3. Tiro è corto alla fine dei tempi a fondo campo. Mancano 43 secondi alla fine del terzo quarto. Sì, Del Bosco che era da un po' e non si prendeva una conclusione. Adesso si prova a 3 punti e va corta. Alza subito il braccio in segno di scusa nei confronti delle compagne. Il bellissimo 24 secondi sopra il canestro per la Rainbow che è tutta in blank, è fantastico. 25, prova a girarsi, c'è Caterincic con le manone, con le braccia lunghissime, alla fine il rimbalzo alle mani di Gazzè per Caterincic. Del Bosco sotto canestro, non riesce a trovare il canestro ma trova il fallo commesso, se non erro, da Fiorentino, può essere? Vedremo. No, forse scusate, il fallo è stato commesso da Mezzapica, perché pensavo fosse stato commesso da Lecai, ma il movimento della mano di Catalano è quello. Dovrebbe essere solo quello appunto di Mezzapica. 0 su 2 di Del Bosco, rimbalzo alle mani di Gazzè in qualche modo, poi alla fine Mezzapica gli ruba palla in maniera veramente furba. 25, non buono, fallo offensivo di Elisabetta 25 che si stupisce ma chiede spiegazioni anche a Federico Catalano. Dovrebbe essere il quinto fallo di Elisabetta 25 se non erro. Elisabetta che in questo momento sta intraprendendo una sua diatriba personale, mentre siete fuori leggendo il labiale, viene quasi tirata fuori a forza dalla sua allenatrice. Sì, esatto, non se le Cangemi continua a chiamarla ferma. Cambia, entra Rigo. Elisabetta, ricordiamo, catanese in maglia Unimè, ex Rainbow peraltro, ex Elefantino, Jar e tanti altri. Del Bosco perde palla, Unimè è in fiducia, bravo, esattamente. Chiude bene questo terzo quarto. Più, vabbè, non lo diciamo quanto più, però 86-18 il punteggio. Ci fermiamo. No, perché sembra
Ok. Ultimo quarto, Rainbow 86, Unime 18. Gaetano, cosa ci aspettiamo quest'ultimo quarto? Un quarto traghettatore verso la fine del match. Comunque ci sarà possibilità per entrambe le panchine di sperimentare qualcosa mentre ancora si spiegano. Si spiega Catalano con la panchina della PCR 25 indemoniato ancora. Arrabbiatissimo. È là che con le mani sui fianchi. Sì, tra l'altro teoricamente se correggimi se sbaglio, tu sei un conoscitore del regolamento sicuramente molto più di me, se ha speso il quinto fallo dovrebbe andare in spogliatoio o no? No, solo in caso di solo espulsione. Ok. sì. Mentre in questo caso è esclusa dalla gara. Ok. E dunque può stare in panchina ma non la spogliatoio. Ok. Riprende la gara. Del Bosco, canestro del pitturato, schiacciatura per Kaderincic. Il tiro non va a segno perché l'anello non l'ha aiutata. Dunque Minutoli fa partire questo contropiede in 1 contro 2. Minutoli va a lanciare il pallone sotto il montante, si prende comunque il fallo, andrà a tirare. Giocatrici comunque che fra, io immagino, 4-5 anni diranno la loro, magari anche i piani superiori. Assolutamente sì, Messina comunque è una squadra molto molto giovane, ha dimostrato di poter stare in campo contro una Rainbow, schiera delle giocatrici che obiettivamente fanno parte di un altro range, diciamo, di qualitativamente parlando, ma anche un altro range di età, visto che parliamo di giocatrici che hanno giocato o giocano ai confini del professionismo, quindi professionismo sempre relativamente all'ambito della pallacanestro femminile è una situazione, diciamo, molto complicata. Ci addentriamo in un discorso spinosissimo, anche perché il professionismo, sappiamo che lo sport femminile in Italia è soltanto per il calcio da quest'anno. Come dice la mia amica Susi Siano, che è ex calciatrice della nazionale, è arrabbiata perché arrivano soltanto ora. Ci sono tante giocatrici che hanno giocato per anni e anni e anni e solo ora si è pensato a fare un po' di professionismo, ma è anche vero che è difficilissimo farlo principalmente per le questioni economiche, perché le società hanno pochi soldi e chiaramente è molto molto complicato. Qui il sesto punto di Arrigo che andrà adesso anche a tirare, fallo fischiato al numero 16 Giorgia Gazzè. Una delle migliori lei della sua squadra, perché il discorso che facevi prima è chiaro che dal punto di vista economico è una problematica, però diciamo che tutto ciò che manca è quello status, che intanto è uno status sociale, comunque di riconoscimento, e poi tutta la parte fondamentale di tutele contrattuali, sanitarie, eccetera eccetera eccetera. Ma anche per la pensione, quello che sarà. Kaderincic in possesso di palla come play, mentre se Arrigo non sfrutta il blocco di Rostowska, non riesce ad avvicinarsi. Rostowska riceve palla da Del Bosco, adesso Kaderincic uscire dal blocco, ancora un gioco a due fra le due, tiro da 3 di Scaliere, va a finire direttamente sul tabellone dei 24 secondi e si perde a fondo campo. Altra questione da dire che comunque manca un'altra giocatrice per Unime di cui non ho parlato finora, ovvero Angelica Bardare, che ha giocato la Coppa Sicilia. Angelica che è stabilmente nelle 12 con coach Buzzanca, con l'Alma Basket Patti in Serie 2, ma tramite questo accordo tra Patti, PCR e Unime può anche fare la Serie B, ma oggi non è presente. Ieri ha giocato, hanno vinto, complimenti all'Alma Basket di coach Buzzanca, ricordiamo bene a Catania perché ha giocato qua, che ha vinto mi pare la terza di fila. Kaderincic, grandissima corsa, subisce il fallo di Arrigo. Corretto in antisportivo poi. Caspita. Antisportivo di Arrigo. Io cerco di capire il motivo del suono, ma non l'ho capito questa. C'è qualcosa che... Antisportivo. Il fallo però è della 5. 25. Ho capito Arrigo. male. Sì, no, Arrigo. C'è qualche incomprensione, grazie mille che dà. Non muore più di Kaderincic. Ferme da vari minuti 86 del giudice Rainbow, non hanno occasione in questo quarto. Come dicevo prima, l'assenza di un playmaker ha fatto perdere fluidità alla manovra offensiva delle padrone di casa, che si stanno affidando a soluzioni personali o comunque altro tipo di schemi offensivi per provare a muovere il tabellino. Già, qui cambio. Rientra Fiorentino dal cambio da Arrigo.
Segnalo anche che Messina è rientrata notevolmente nel punteggio, nel senso che abbiamo parlato di un divario che era anche di 70 punti precedentemente, adesso ha guadagnato 13 punti rispetto al massimo vantaggio della Rainbow nel match. Sì. Credo. In matematica saremo rimandati entrambi. 13, sì. Ok. Katerincic. Studentista del Luppino. Gazzè per Rostowska. Katerincic. Gazzè prova la tripla. Giorgia Gazzè, corto il tiro dai mani del giudice dell'Unimè. Borrello dalla media, sembrava dentro, invece va a finire tra le mani dei giudici di Via Grande con Katerincic che litiga col pallone, ma è molto brava Fiorentino a recuperarlo. Ancora combatte, si litiga su ogni pallone. Katerincic recupera il pallone, adesso Scalia per Gazzè, passi. Sì, ha avuto fretta di continuare il flusso dell'azione. Gazzè ha voluto mettere subito la palla per terra, ha messo però prima il suo secondo passo. Già. Morabito, adesso Minutoli per Borrello. Fiorentino, Antesea Del Bosco, la marca bene, fallo offensivo di Fiorentino che sbraccia sull'ottima marcatura di Del Bosco. Brava Del Bosco a prendersi questo fallo. Sì, il classico hooking, per usare un gergo tecnico inglese. Hook, tu, Uncino. da grande prof di inglese mi insegni l'uncino, è proprio il classico gesto ad agganciare il difensore per creare un vantaggio illegale dal punto di vista del regolamento. Esattamente. Del Bosco guarda Rostowska, invece va a farne un consiglio a Gazzè che non ha capito bene, per Scalia. Adesso Rostowska, penetrazione, ops, subisce fallo della 23, quindi di Lecai. Andrà a tirare Vika o Victoria o Vicky Rostowska. Sì, che è iniziato fortissimo, poi ha un po' rallentato la sua produzione, ma con un po' tutta la Rainbow, e chiaramente si è adagiata con il passare e il trascorrere dei minuti sul tabellone del Palatamarchi. Yes sir, qui secondo l'assegno Lecai prende rimbalzo, Unimè pronta a passare dall'altra parte. Borrello aggancia il pallone, lo salva da una rimessa da fondo campo. Minutoli comunque mantiene il possesso di palla perché l'ha toccata Del Bosco per ultimo. Sì, Borrello riapre subito, quasi alla cieca per Minutoli, che però si era già disinteressato dall'azione, stava già occupando un'altra posizione del campo, però ne esce bene la Messina. Fiorentino schiaccia a terra, Gazzè recupera la palla perché la sfera era tra le gambe di Lecai. Giacobbe non riesce, forse è il canestro sbagliato per Gloria Giacobbe, perché questa stessa azione del primo quarto sarebbe finita a canestro. Poi Del Bosco subisce, no scusate, palla contesa di nuovo, freccia quest'altra per la Rainbow. Sì, continua tra Del Bosco e 4 maglie rosa-azzurre. È stato rosa-azzurre, è un po' tra... Sì, ci ho pensato un attimo prima di dire. È vero, rosa-azzurre. Rientra Semenchuk, va a sedersi Katerincic. Semenchuk serve Giacobbe. Tra due avversarie, ancora sfortunata, ancora una volta un errore. Ti segnalo che nel frattempo il cronometro è fermo da circa una decina di secondi. Problema anche perché la partita finirà a un certo punto, un po' dura in eterno. Giacobbe per Gazzè, si gira, prova a tirare, subisce fallo, andrà in lunetta. Anche l'uscita. Gazzè avrà 2 liberi a disposizione per primo assegno. Due su 2 per Giorgia Gazzè. Morabito subisce la stoppata di Semenchuk, che ha ritirato indietro le mani perché pensava di aver commesso fallo, ma è stata stoppata. Infatti rimessa a fondo campo per le messinesi, con altro cambio rientra in campo Arrigo per Morabito. Arrigo tra i migliori veramente
ragazze in maglia blu, rosa azzurro. Sì, senza usare, ha fatto una partita molto umile dal suo punto di vista, comunque ha portato a casa qualche buon canestro. Già. Azione, adesso la palla viene dalle mani di Lecai, Borrello, questa volta neanche il ferro riesce a prendere la giocatrice Unimè e dunque rimessa per la Rainbow Grande. Semenchuk resiste alle mani addosso di Mezzapica, adesso Del Bosco sfrutta il blocco di Giacobbe, potrebbe servire il pick and roll che però non si completa, adesso Giacobbe spalla a canestro per Semenchuk nell'angolo, rimbalzo di Borrello, segna poco e si tira male in questo momento, palla toccata dalla Scalia e dunque rimessa al fondo per Unimè. Sì, 6-0-2 al termine della contesa, rimessa da fondo per le messinesi. Minutoli passa dal campo, adesso Mezzapica tira, sbaglia ancora, Del Bosco innesca Scalia, adesso dovrebbe completare questo terzo tempo positivamente, gran canestro di Giorgia Scalia in terzo tempo. Arrigo, Minutoli, primi punti per Scalia, Borrello non aggancia il pallone, rimessa laterale per la Rainbow Grande. Dicevo prima della bellezza, tu dicevi appunto della bellezza delle maglie della Rainbow, io sono assolutamente d'accordo. Sì, sono stupende, è anche molto difficile trovare così tanta cura del design in generale. La Rainbow fa uno splendido lavoro da questo punto di vista, proprio dal punto di vista grafico, cioè è una cosa che costa davvero molto poco in termini economici, anche di tempo, però dà veramente un bell'occhio, una bella, anche in termini di professionalità della squadra, non si vede neanche nel maschile a questo livello. Paradossalmente nel femminile a Catania abbiamo la Catane e anche la Rainbow che sono affidate a Bob Liuzzo, appunto questo grafico che ha fatto anche il logo del nuovo Catania SSD di calcio, e dunque un professionista riconosciuto che ha un po' cambiato in positivo lo stile del basket femminile a Catania. Mezzapica prova a mettersi in proprio, il tiro è lungo, rimbalzo di Gazzè, subisce il ritorno di Lecai che recupera il pallone, adesso prova da distanza, a una certa distanza Minutoli, rimbalzo ancora tra le mani di Mezzapica, sono molli in questo interesse della Rainbow, rimbalzo di Semenchuk per il tiro di Lecai sbagliato. Semenchuk cost to cost va a dare la palla a Giacobbe che ancora una volta tira un'anguria contro il quadrato, non va a segno. Arrigo per Semenchuk che recupera il pallone, partita a tennis in questo momento. Sì, abbiamo visto momenti migliori tecnicamente, qui Borrello sta a prendere Gazzè. Giacobbe evita l'infrazione di campo, serve Gazzè che va a tirare, subisce fallo di Borrello, ma sottolineiamo la stoppata di Borrello. Sì, gran bella stoppata prima di Borrello, poi questo fischio di Catalano che poi ne fine a un momento forsennato. Magari ne abbiamo visti di migliori, per usare un eufemismo, a livello tecnico durante questa partita. Un batti e ribatti inconcludente da ambo le parti. Saranno due liberi per Gazzè. Mi ricordo una partita under 18 dell'anno scorso dove c'era un arbitro scarsissimo, non fischiava mai fallo e si continuava ad andare avanti e indietro e le giocatori erano stanche e chiedevano fischiami un fallo per favore. Non so se ti ricordi questa partita. Non ero assolutamente presente, non mi assume nessuna responsabilità. E nemmeno io. Gazzè sbaglia il primo, sbaglia anche il secondo, rimbalzo dalle mani dell'Unimè, parte per una sorta di contropiede, sempre in 2 contro 2, anzi in 3 contro 2, accompagnata fischiata da Fiorentino che guarda la sua coach e dice ma dai, c'è da giocare ancora 4 minuti e 30 secondi, circa 28 secondi in questo quarto. Semenchuk passa da campo, Rostowska, Giacobbe per Semenchuk ancora, passi, Catalano inflessibile, su queste cose non si sorvola. Sì, molto attento, eccessivamente attento. Esatto. Arrigo riesce a superare Rostowska, supera anche Bosio e va a segnare. Brava Arrigo, 8 punti, si avvicina alla doppia cifra.
Scalia per Bosio, adesso Rostosca, palla questo Giacobbe riceve, va a tirare, ancora un errore di Gloria, ancora Rigo che però va a mandare la palla ai genitori presenti qua nelle sedie a bordo campo. Si mette a rischio l'incomunità dei ragazzini seduti qui nella parterre, possiamo definirlo, del Palatomarchio. Esattamente. Palatomarchio che ormai può ospitare circa 200 persone. Oggi anche piuttosto gremito per questo esordio casalingo della Rembo. Assolutamente sì. Diciamo quasi pieno in ogni caso. Rimessa per Giorgio Scalia. Semenchuk prende il blocco di Giacobbe, c'è il pick and roll, ma Semenchuk si mette in proprio, va a tirare bene, brava lei, 2 punti in terzo tempo. Ancora avanti di 72 punti il giudice della Rembo Via Grande. Si avvicina a quota 100. Qui la stoppata è giudicata fallosa di Rostosca. Doppio cambio per coach Cangemi, entrano di nuovo Borrello e Morabito. Escono invece Lecai. No, l'altra sulla tiratrice, ok, l'altra deve entrare su Arico, dunque verrà fissato dopo il cambio. Non buono il primo. Buono il secondo, 9 punti per Ludovica Arigo, scusate. Miglior marcatrice delle ospiti. Esattamente. Arigo mi ricorda qualcun altro, a Messina c'era un'altra Arigo che ha giocato anche in Serie A, se non erro Gabriella, che è stata la miglior marcatrice delle serie minori per varie edizioni. Che siamo parenti? Giacobbe, consegno per Semenchuk, penetrazione di Semenchuk, serve Rostosca, tiro sul tabellone. Rostosca poi prova a recuperare palla, ma Morabito è stata bravissima. Qua errore ai Succede qualcosa. 24, sì. C'è stato un controllo perfetto, diciamo netto di Morabito, e dunque adesso saranno 24 secondi per le ragazze dell'Unime. Non deve suonare, semplicemente questo, non deve essere interrotta l'azione. Secondi per le giocatrici in maglia messinese. Morabito per Borrello, adesso Fiorentino subisce la stoppata di Scalia, stoppata sul tiro da 3 e Giorgia Scalia subisce un fallo abbastanza evidente, a fine a terra. Sì, Giorgia Scalia alla Pippo Inzaghi, sempre fuori gioco. Sì, dietro l'ultimo uomo, anzi donna in questo caso, della linea difensiva di Messina, innescata, porta a casa il fischio. Fa benissimo, anche perché bisogna giocare in contropiede contro squadre più equilibrate rispetto all'Unime. Sarà importante sfruttare anche questa dote da parte di Giorgio Scalia di tutta la squadra della Rainbow. Il mezzo di Rostosca che non riesce a convertire il libero non messo a segno, scusate, da Mezzapica, va poi a segnare primi punti per Mezzapica, ancora il fuorigioco di Pippo Inzaghi Scalia. Dicevo, Giorgio Scalia ha fatto 1 su 2 ai liberi e Rostosca poi non è riuscita a concretizzare. Unime non aggancia il pallone, alla fine poi sui piedi numero 45 Monte. Semenchuk per Scalia, ancora Semenchuk, 3 secondi di Rostosca. Gianni Mafrici, che salutiamo, avrebbe detto 3 secondi, sono tornati 3 secondi, come la famosa finale Basket School contro Green Basket. Sì, una specifica che diciamo viene fischiata una tantum, nel senso che e oggi una tantum è stata fatta. Prova a girarsi bene qua Mezzapica, tiro corto, Borrello prende il rimbalzo, glielo strappa di mano Rostosca, ma la palla è ancora per le ragazze messinesi. sì, diciamo che non vorrei avere una questione personale con Rostosca mai in nessuna occasione nella mia vita. Mai mai. Se la incontri in discoteca non farle cadere il drink.
Morabito non aggancia Borrello e dunque Del Bosco passa nel campo, va a servire Kaderincic, adesso Semenchuk tutta sola sul perimetro, tira il lungo, rimbalzo ancora per Unime con Monte, da sola Monte ci prova e si va a prendere questo fallo di Bosio. Brava Monte, Brava, perché fa saltare l'avversario e poi si appoggia a lei per trovare equilibrio, trova anche il contatto, poi liberi. 1:30 alla fine di questa gara. Ovviamente rimanete con noi per le interviste post partita, sentiremo sicuramente i due coach e penso anche una giocatrice. 3 punti per Monte, tutti da tiri liberi. Rimbalzo di Bosio, serve Semenchuk, ancora Bosio, Del Bosco per Kaderincic, tripla segnata da Jana Kaderincic. È una signora tiratrice. 14 punti per lei, assolutamente sì. Non ha tirato tantissimo, ma percentuali molto alte. Sì, Morabito, scusa. Una meccanica molto particolare perché tira quasi di lato, dalla spalla, però è efficace. Tiro quest'altro di Morabito che va fino a fondo campo. Manca 1:13 alla fine. Rientra Minutoli, esce Morabito. Morabito la capitana della formazione dell'Unime. Perché Dario Ruppino ride sempre? Perché è felice, è una persona felice Dario Ruppino. Kaderincic per Rostowska, per Semenchuk. 8 punti per Oleksandra Semenchuk. Per ragione del pubblico scollina la tripla cifra la Rainbow. La stoppatona di Bosio. Comunque Iva Zanicchi sarebbe felice con ok prezzo giusto, 100-100 raggiunto. Minutoli, penetrazione, scarico ancora sull'esterno per Fiorentino, tiro sbagliato, il mazzo di Rostowska, non si ferma nel resto del Rainbow. Federica Del Bosco, altri 2 punti per lei, 27 dice il suo tabellino, ne mancano 6 per i suoi 33. Monte, penetrazione, scarico sull'esterno, ci prova da lontano, scheggia la Fiorentino, scheggia il canestro. Kaderincic, altri 2 punti per lei, 16. Minutoli, ultima azione, penultima azione di questa gara. Minutoli prova anche lei da 3, tiro corto, rimbalzo della Rainbow. Semenchuk per questo canestro che non riesce a concretizzare nemmeno Kaderincic. Si chiude qui praticamente la partita perché il tiro dovrebbe provarci adesso Fiorentino. Mezzavica per andare in ballo. Finisce qui la gara, 104 Rainbow, Unime 26. Gaetano, niente da dire se non leggi i tabellini. Sì. Tabellini delle due squadre con la Rainbow che chiude con 104 punti segnati divisi così: 8 Semenchuk, 16 Kaderincic, 12 Giacobbe, 7 Bosio, 18 Rostowska, 27 Del Bosco, 8 Ivaniuk, 5 Gazzè, 3 Scalia. Per quanto riguarda invece Unime, 9 per Arigo, 6 per Lecai, 3 per Minutoli, 2 per Morabito, 1 per 25 e 3 per Monte. Attendiamo Roberto Quartarone per le interviste. Mi fa fare una cortesia, quanti punti ha fatto la 33
con coach Onsele Cangemi. Coach, cosa salviamo di questa partita? Cosa? Cosa salviamo di questa partita? No, vabbè, dai, salviamo perché loro sono una corazzata, sono attrezzati per dirigere il campionato e noi siamo attrezzati per crescere, quindi ci sta tutta questa situazione. Abbiamo elogiato più volte Arrigo oggi. Abbiamo elogiato più volte Arrigo. Sì, no, ma sono contenta singolarmente un po' di tutte perché comunque tu pensi che loro hanno 15 anni e 16 anni e o scontrarsi contro certe ragazze è difficile pure a livello emotivo. Vabbè, Under 17 però che sarà diverso. Sicuramente. Poi mi devi intervistare dopo una partita Under 17. Hai ragione. Non sempre quando prendo queste batoste. Perdonami coach. Alla prossima, ciao, alla prossima. Federica del Bosco, grande partita tua oggi, complimenti. Come l'hai vista? Grazie mille, è stata una partita bellissima e vabbè, si è vista tutta la gente che ci sta con noi, è davvero come avere un altro giocatore in campo e sono felicissima, è stata una partita bellissima, l'ambiente, tutto, veramente felice. Siete riusciti anche a far fronte all'assenza di Spampinato e di Vaniuk? E vabbè, ci mancano due giocatrici veramente importanti per noi, ma abbiamo dimostrato che siamo una squadra e abbiamo bisogno tutte di tutti e ce la possiamo fare. Ok, qual è la prossima partita contro un'altra squadra molto importante? Presentacela tu già ora. E vabbè, la prima partita, abbiamo parlato già un po' della prima partita con la squadra e ci stiamo preparando, però come ti dico, se siamo insieme anche sicuramente torna Giulia per la prossima partita e ce la faremo. Perfetto, grazie mille Federica, complimenti ancora. Ciao. Vittoria senza alcun dubbio, cosa volevi ai tuoi giocatrici oggi? Cosa ti aspettavi dai tuoi giocatrici oggi? Sai, siamo in una fase iniziale del campionato, al di là di quelli che sono i presupposti o i favori del pronostico, e dovevamo entrare in campo concentrati per cercare di fare le cose meglio possibile. Tant'è che all'inizio sono stati anche abbastanza aggressivi, poi ci siamo concentrati più sul gioco, sull'esecuzione di alcuni movimenti e sulla concentrazione difensiva. Sei riusciti anche a adattare Semenchuk a play, un po' Federincic, visto che sia Ivano che è Spampinato oggi? Sì, necessità virtù, Semenchuk è uno che può già fare questo discorso e Caterinci ci ha provato, nel senso che si è messa a disposizione come fa abitualmente. Perfetto. Oggi dalle giovani, dalle più giovani catanesi, qualche risposta positiva? Ma sì, loro ovviamente sono molto inesperte, quindi hanno bisogno di giocare. Quando è possibile li mettiamo in campo. La prossima San Matteo, se non erro. Sì, San Matteo, che credo sia una delle antagoniste per il titolo, diciamo, regionale, ma noi dovremo affrontarla speriamo nelle migliori condizioni, recuperando Ivaniuk e perché no anche Spampinato. Vediamo, insomma, il campionato è lungo, il nostro roster è risicato, questo un po' ci penalizza. Grazie mille coach e alla prossima. Noi vi salutiamo. Ciao a tutti, buona serata. E alla prossima.